Signore e signori, buonasera, benvenuti alla Pala Ciconia di Ponzano per il recupero della gara di campionato tra Posaclima Ponzano Basket e il Ponte Casadaste Sanga Milano. Diamo il benvenuto alla squadra ospite Sanga Milano che presentiamo: numero 0 Susanna Toffali, numero 3 Paola Novatti, numero 5 il capitano Stefania Guarneri, numero 7 Arianna Beretta, numero 8 Silvia Viviani, numero 10 Greta Laube, numero 11 Elisabetta Penz, numero 13 Milika Popovic, numero 23 Camilla Angelini, numero 77 Taiara Maria Madonna. L'allenatore è il signor Ugo Pinotti, il vice allenatore è il signor Nicolò Zappetti. E ora la Posaclima Ponzano Basket. Numero 1 Anna Rescifina, numero 3 Lisa Carrer, numero 5 Laura Orvieto, numero 7 il capitano Viviana Giordano, numero 8 Chiara Camporeale, numero 11 Claudia Gobbo, numero 15 Richelle van der Keil, numero 20 Greta Brunelli, numero 21 Milika Sekulic, numero 22 Giulia Zecchin. Il capo allenatore è la signora Anna Zimmerle, il vice allenatore il signor Christian Trevisiol. Arbitreranno l'incontro il signor Mamone e Barra. E ora l'inno nazionale italiano.
Amici del basket femminile, buonasera, buon 6 marzo, siamo in diretta dal Palaciconia di Ponzano per trasmettervi il recupero della gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie 2 femminile tra Posaclima Ponzano Basket e il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano, una sfida che non si è potuta giocare causa Covid a inizio di gennaio e che adesso viene recuperata approfittando della sosta dovuta alle Final 8 di Coppa Italia. Coppa Italia che fra poco avrà la sua nuova detentrice, naturalmente tra due squadre del girone nord, a conferma ancora una volta dell'elevato tasso di qualità che questo girone continua ad avere nel corso degli ultimi anni. Partita per Ponzano molto importante, Ponzano che è reduce dalla vittoria con il buzzer beater di Viviana Giordano nel derby contro Treviso 73-72, 2 punti di platino per le speranze playoff della formazione biancoverde, ma soprattutto per mettere un altro mattone verso il percorso salvezza senza passare per i playout. Questa sera gara decisamente più difficile per Ponzano, che deve fare a meno di due giocatrici fondamentali per il roster biancoverde, cioè Matilda Bianchi, che si è infortunata nel corso proprio della partita contro Treviso, e anche tanto sfortunata nel primo tiro Richelle Van der Kale, e anche di Greta Brunelli, ancora ferma ai box. Si spera di riuscire a recuperarla quanto prima, una delle stelle del roster biancoverde. Dall'altra parte squadra di coach Pinotti imbottita di giocatrici di grandi qualità. Ora c'è stato il primo errore da parte di Novati e Giordano che fa uscire Zecchin dai blocchi. L'arrivo di Zecchin si è rivelato quanto mai provvidenziale per le rotazioni di Ponzano. Ora prova ad andare dentro l'area, sbaglia ancora Van der Kale sul possesso offensivo di Ponzano. Madonna subito le azioni per Sanga, che vuole cercare di andare ad attaccare, gira per linee esterne. Madonna, tiro da 3 punti, secondo ferro, rimbalzo di Giordano che prova a correre con Carrer che va fino alla fine. La stoppata di Toffali che va a sporcare il tiro della giovane che sta disputando fin qui un campionato egregio con la maglia di Ponzano. Beretta ancora a sfruttare il blocco, chiude bene Camporeale, pallone sotto proprio per il lavoro e sotto canestro con il fallo di Zecchin, se non abbiamo visto errato. Esattamente questa è la segnalazione degli arbitri, che sono i signori Leo Mamone e Federico Barra. C'erano 2 tiri liberi per Stefania Guarnieri, che è il capitano del Sanga, squadra che naturalmente non nasconde le proprie ambizioni di alta classifica, ma che fa parte del gruppo delle squadre. Tanto arriva il primo punto della partita dopo 1 minuto e mezzo, proprio con Guarnieri che va a mettere il primo punto della sfida. Dicevamo Sanga che vuole essere una delle protagoniste e fa parte del gruppone che naturalmente si sta affacciando alle spalle di Crema. Fin qui naturalmente la squadra candidata a essere la grande protagonista di questa stagione, e non a caso Crema si sta giocando la finale di Coppa Italia insieme a Brescia. Ancora Giordano intanto per cercare di muovere il punteggio di Ponzano. Zecchin da 3 punti, il secondo ferro, ancora il rimbalzo da parte di Guarneri e Madonna che va a imparare il gioco offensivo con ritmi decisamente bassi voluti da Milano. Parte ancora Toffoli, prende la linea di fondo per Madonna, ancora il pallone sotto, gran lavoro per Guarneri, è libera e ha un tiro apertissimo. Toffoli che va a mettere il primo canestro dal campo della partita, e subito Sanga che fa la voce grossa qui al Palaciconia. 5-0 in questa inizio di gara. Camporeale per Giordano che va sotto da Van der Kale, che trova i primi 2 punti della partita con un'ottima circolazione di palla da parte di Ponzano, che finalmente riesce a dare palla efficace al suo lungo, e questa sarà un'altra delle chiavi della sfida, con sicuramente Van der Kale che non ha una avversaria di livello. Altro fallo sulla penetrazione da parte di Sanga, fallo di Carrer, e ci saranno altri 2 tiri liberi, questa volta ancora Toffali che naturalmente si è scaldata dopo la tripla messa a segno dall'angolo nel viaggio precedente. Adesso 2 tiri liberi per la ragazza
col numero 0, tornata Sanga in questa stagione. Seconda conclusione per la numero 0 di Sanga, che naturalmente si presenta questa partita con i favori del pronostico. Sanga, che è una squadra, una realtà che rimarrà per sempre legata al nome di Ponzano, perché 4 stagioni fa, quando ci fu l'esordio di Ponzano in Serie A, intanto gran canestro di Chiara Camporeale con il tiro in allontanamento. Dicevamo Sanga che sarà un nome che rimarrà sempre legato alla storia di Ponzano, perché proprio in occasione della prima partita, l'esordio di Ponzano in Serie A2, arrivò intanto altra tripla tentata a distanza siderale da parte di Guarneri, e la palla che non va in fondo alla retina. Camporeale in transizione, tiro che va sul secondo ferro, ancora polveri bagnate da oltre i 6,75 per Ponzano. Dicevamo, arrivò la prima vittoria storica in Serie A2 per Ponzano. Ancora Guarneri, questa volta prova a armare la mano, grande rimbalzo di Camporeale, che dopo la partita con Treviso sembra aver trovato il ritmo giusto. Ancora Giordano, il pallone per Camporeale che si gira dal tiro libero, tiro che questa volta non tocca nemmeno il ferro, va a concludere la propria corsa sul parte basso di tabellone. 7-4 per Sanga, 6 minuti alla fine di questo primo quarto. Toffali parte con la mano sinistra, va da Madonna che rischia di perdere il pallone ma non lo fa. Ancora Guarneri, alza la parabola e trova un grandissimo canestro con le braccia protese di Van der Kale. E nuovo più 5 per le ospiti. Giordano, lasciato tanto spazio a Viviano Giordano. Ora ancora Zecchini, prova a armare il tiro da 3 punti, secondo ferro, continua a risputare le conclusioni dall'arco di Ponzano, il ferro del Palaciconia. Altra grande incursione ed è il secondo fallo di Carrari, diciamo grande incursione da parte di Toffali. E c'è il primo cambio, fuori Richelle Van der Kale e dentro Milica Sekulic. E altro giro e lunetta per Susanna Toffali, che continua a mettere punti nel suo referto. Sono già 6 per lei in questa prima parte di gara, primo quarto di gara, che ha visto già Toffali con 7 punti segnati sugli 11 della sua Sanga e in più 7, massimo vantaggio per le ospiti. Carrer prova a partire lei, la tiene molto bene proprio Toffali, lo scarico con una palla un po' difficile per Giordano, marcata da Madonna, prova a partire per Sekulic che perde la palla nell'aggancio, e palla quindi che viene recuperata facilmente da Sanga con Beretta che ora prova, scusate, Guarneri che prova a partire, ancora il tiro in angolo per Madonna che trova il fondo della retina. Cioè immediato il time out a cui è costretta coach Anna Zimmerle, perché naturalmente Sanga sta un po' facendo quello che era nel suo piano partita, un po' più in difficoltà Ponzano, che ricordiamo anche la fatica della gara contro Treviso, e l'avvio è decisamente di marca lombarda. 13-4 in questa prima parte di partita, con Sanga che ha trovato alte percentuali al tiro e anche diversi giri in lunetta. Ponzano che invece sta litigando un po' con il ferro, e sicuramente questa è una delle chiavi che fin qui hanno portato Ponzano a fare tanta fatica, naturalmente, e anche a attaccare in maniera non certo efficace, con 3 falli spesi dalla difesa di Ponzano e 0 dalla difesa di Sanga, che fin qui ha dovuto badare ben poco alle incursioni anche sotto canestro e alle penetrazioni della squadra trevigiana, che sicuramente adesso dovrà provare a trovare una chiave per rimettersi in scia alla formazione lombarda e giocarsi le proprie carte in questa partita, in cui naturalmente, ricordiamo, Sanga parte a favorita, ma Ponzano deve giocare con la faccia di chi vuole crederci fino alla fine, evitando magari le pesanti batoste che nelle settimane precedenti hanno contraddistinto le partite con Alpo, Brixia e Crema, che chiaramente hanno
portato Ponzano a subire delle sconfitte pesanti in termini di distacco. Vediamo quale sarà quindi la reazione di Ponzano, che riparte con le stesse 5 che c'erano sul terreno di gioco precedente. No, ora c'è una Anita Carraro in più, e intanto c'è anche un altro canestro in più, quello segnato da Chiara Camporeale. In termini di efficienza, la migliore per Ponzano in questo momento, 4 punti per lei e -7 per le biancoverdi. Ora nuovo attacco ancora con Guarneri che va fino alla fine, tutto facile per Sanga, che con il giro palla sta trovando facili soluzioni offensive. Difesa momentaneamente da registrare per Ponzano. Carraro, entrata al posto di Carrer, gravata di 3 falli, si va sotto da Sekulic, anticipata la grande Toffali, si fa tutto il campo in coast to coast, questa volta non trova né il fallo né il fondo della rettina, e grazie a Ponzano che ha 9 punti di svantaggio. Sekulic, ancora tanti blocchi per lei, arresto e tiro dal cuore dell'area, specialità della casa di Viviana Giordano, che ritrova subito il canestro. Primi 2 punti della partita per lei dopo la bomba che valsa la vittoria mercoledì alla palestra Pascale di Treviso. Toffali, pallone per Madonna, ancora difesa di Ponzano che per poco non trova una palla recuperata, tiro sul ferro, rimbalzo di Sekulic con il tap out che favorisce il rimbalzo di Zecchin, che imposta la transizione offensiva, pallone per Chiara Camporeale, che ora vuole giocare contro la difesa schierata, sfruttando il blocco di Sekulic, anticipata ancora dall'energia di una Guarneri che sta facendo veramente tante cose e tutte bene. 15-8 per Sanga. Pallone che andrà rimesso lungo per Giordano, 12 secondi per il tiro di Ponzano, ancora palla per linee esterne, Camporeale, arresto, tiro a segno, sta lavorando bene sui 5 metri Chiara Camporeale, 6° punto per lei, e buone notizie per Ponzano che ha bisogno di una giocatrice come Camporeale. Parte Toffoli, lo scarico per Madonna che parte, si prende il fallo di Giordano, bruciata sul primo passo, e saranno altri tiri liberi. Finora la parte atletica di Sanga sta facendo un'evidente differenza, soprattutto negli 1 contro 1. E ora c'è il cambio nelle file di Ponzano, esce Viviana Giordano, entra Anna Rescifina, anche lei protagonista di una buona prestazione contro Treviso. Tiri liberi intanto per Madonna, che continua, che va a mettere il 3° punto della sua partita, 16-10 e quota 17, finora infallibile Sanga. Dalla lunetta 17 segnati per la formazione lombarda, che vuole subito mettere in chiaro la differenza di forze in campo. Rescifina ha spazio, naturalmente la difesa di Sanga vuole togliere il passaggio dentro a Sekulic, e quindi ora esce Chiara Camporeale, che si mette in proprio, mette il tiro da 3 punti sul secondo ferro. Attacco pasticciato qui da parte di Ponzano, che non è riuscita a costruire qualcosa di utile. C'è il primo cambio della partita, esce Beretta, entra Elisabetta Penz nelle file di Sanga, che quindi può tornare al massimo vantaggio della sua partita, con Madonna che ora ha cambiato la sua avversaria, che è Anna Rescifina. Ancora il pallone per Guarneri, Madonna, Toffali, giro palla per Sanga, che perde questa volta la palla, non è d'accordo probabilmente con questa decisione né la panchina né la stessa Guarneri. Fallo intanto di Novati, cioè sul tentativo di anticipo su Camporeale, ed è il primo fallo della difesa di Sanga, che diciamo come chiave della partita sicuramente fin qui ha anticipato, ha fatto sentire una ottima difesa, ma anche perché Ponzano non è riuscita a mettere troppa pressione a livello di penetrazioni. Giro palla per Zecchin, che prova la sua terza tripla, questa invece va a segno, tripla importante
per Giulia Zecchin. Il tabellone dice che era da 2, probabilmente adesso viene aggiornato. Tiro da 3 punti e quindi meno 4 per Ponzano con Novati. Gira palla per Penz, ancora Novati contro Sekulic. Vediamo cosa decide di fare. Gran canestro ancora di Novati. E fin qui Sanga si sta facendo supportare anche dalle ottime percentuali al tiro. Rescifina riceve lontanissima a campo reale con il pallone che ora viene sporcato nel tentativo di servire Sekulic dentro l'area. Pallone molto difficile e cambio per Sanga, che fa entrare la sua straniera. Esce Guarneri, entra il numero 13 Popovic. Questo fa capire quanto è fondamentale, quanto forte è il roster di Sanga. Intanto Rescifina da 3 punti, palla che viene sporcata a rimbalzo proprio dalla formazione milanese. E attenzione quindi subito Novati per la partenza subito eccezionale. Tiro questa volta sfortunato da parte di Penz con la palla che gira attorno al ferro ed esce. Graziata a Ponzano. E siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Sekulic contro Popovic. Scarico palla per Rescifina che vuole prendere la linea di fondo, va a cercare ancora Sekulic, ancora Zecchin. Bella circolazione di palla per Ponzano che non è fortunata con il tiro da 3 punti. Poi si dimenticano Sekulic sotto canestro e campo reale regala un cioccolatino alla seconda per il meno 4 di Ponzano, che c'è e sta facendo quello che in realtà ci si aspettava: lottare contro una squadra che fin qui sta tirando con ottime percentuali. Dall'altra parte invece Ponzano sta un po' litigando con il ferro. Attenzione ancora Penz da 3 punti, a segno, e si chiude il primo quarto di gioco sul risultato di 22-15 per Sanga, che fin qui sta praticamente tirando con altissime percentuali. 15 per Ponzano, che sta litigando un po' con il ferro. Partita che chiaramente è in salita per Ponzano, ma che la formazione biancoverde si sta giocando a viso aperto. È iniziato il secondo quarto qui al Palaciconia con Sanga che ha chiuso con i 7 punti di vantaggio che di fatto si sta portando avanti dall'inizio del quarto. Ora nuovo attacco per tornare al massimo vantaggio, che è stato di 9 punti. Pallone per Popovic sotto contro Rescifina. Buona difesa di Rescifina, tiro difficile di Popovic. Rescifina che trova una grande difesa. Carraro per la transizione offensiva di Ponzano che schiera ora
Claudia Gobbo, esordio per lei nella partita, pallone sotto proprio per Gobbo che viene anticipata da Penz. Quintetto micro per Ponzano, che quindi sta giocando con Gobbo e Camporeale che si stanno cambiando il ruolo tra 4 e 5. Madonna da 3 punti, errore al tiro per Ponzano, per Sanga, extra possesso per Sanga. Balzi che fin qui stanno abbastanza premiando Sanga. Pallone proprio per il tiro difficilissimo tentato da Novati, e poi Gobbo che non riesce a tenere la palla. Deve ancora entrare in partita Claudia Gobbo, cresciuta, esplosa nel settore giovanile di Ponzano, una di quelle giocatrici che è stata l'immagine della storia biancoverde, dalla Serie B, insomma dagli albori alla promozione in Serie A2. Grande rimbalzo intanto di Zecchin, che sta continuando a giocare delle grandi partite. Pallone sotto e altra palla persa nel tentativo di prendere posizione da parte di Camporeale. Pallone dentro ed è transizione per Novati, che sbaglia forse la cosa più facile della sua partita. Ora va a rincorrere subito a Camporeale. Carraro per Rescifina nell'inedito ruolo di regista. Zecchin si gira, arresta, tiro, niente da fare. Gioca bene Ponzano, fa circolare bene la palla, ma finora le percentuali non la stanno premiando. Madonna, e ora sta per rientrare Richelle Van der Key da una parte e Guarneri dall'altra. Mosse contro mosse dei due allenatori. Il pallone di Penz, c'è il fallo in attacco di Popovic su Zecchin, che sta facendo una grande partita, non supportata sufficientemente dalle percentuali. Fuori una più che positiva, inteso di campo, Camporeale. Fuori dall'altra parte Novati, rientra Guarneri e palla che torna a Ponzano con un risultato che è rimasto inchiodato a quello dei primi 10 minuti, nonostante siano già 2 minuti e 20 che si giochi in questo secondo quarto. Vedremo adesso chi delle due squadre riuscirà per prima a trovare il primo canestro. Van der Key contro Carraro, deve prendersi il tiro. C'è il fallo, aveva segnato Carraro, c'è il fallo, in attacco di Richelle Van der Key. Questa è la decisione arbitrale. Cambio, fuori Zecchin che va a prendersi un po' di riposo. Rientra Viviana Giordano. E sicuramente la partita di Richelle Van der Key potrebbe essere la chiave per Ponzano per stare aggrappata sul collo di Sanga, giocarsi il tutto per tutto. Grande difesa intanto di Gobbo su Guarneri. Penz deve ricevere lontanissima dal ferro. Ancora Penz con il blocco di Popovic, si va da Madonna. Ottima la difesa di Rescifina. Madonna parte, prende la linea di fondo, lo scarico per la tripla a segno da parte di Toffoli, che quando viene qui alla Palaciconia ha un feeling particolare con i ferri anche con le retine dell'impianto di Piazzale dei Dogi. Più 10, massimo vantaggio per Sanga, quindi arriva il primo canestro della partita scusate, il primo canestro, ci sono 5 secondi intanto per il tiro di Ponzano. Primo canestro del secondo quarto arrivato da Toffoli, finora per lei già 10 punti, di fatto quasi da sola, ha fatto più da sola lei di quanto ha fatto Ponzano di squadra. Il tiro di Gobbo da 3 punti con il secondo ferro, prova a sporcare la palla Van der Key, ma alla fine ne esce Guarneri per Penz. E poi da Madonna 6:30 all'intervallo lungo, più 10 per Sanga, con Penz che riceve e supera la pressione difensiva. Popovic libera dall'arco dei 3 punti, secondo ferro, il rimbalzo tra due maglie bianche, lo prende una maglia nera di Sanga, gira benissimo la palla per ancora la penetrazione di Toffoli. Tutto facile, un'autostrada nella difesa di Ponzano, e per Toffoli sono 5 punti di seguito, e per Sanga il più 12 che ufficializza il primo vero break della partita per la formazione arancio-nero. Altro anticipo in post basso, ci sta mettendo una fisicità e un'energia
Milano che Ponzano non riesce a contenere in questa fase della partita. Madonna, pallone per ancora Toffoli, si va da Penz, prova ad andare a mettersi in proprio Penz, arresto tiro, rimbalzo di Gobbo, prova a correre Ponzano, fin qui non è mai riuscita a mostrare la sua velocità. 5 minuti e mezzo alla fine, ancora polveri bagnate per la formazione bianco-verde che fin qui non ha ancora trovato un canestro dal campo nel secondo quarto. Ancora Ponzano per Van der Kale contro Popovic, lo scarico, altra palla persa a Van der Kale. Prestazione ampiamente sottotono per lei dopo questi primi minuti di gioco. Ancora giro palla veloce e rapido per Sanga, con la palla che questa volta viene recuperata da Ponzano con con il contropiede di Rescifina, ma l'ottimo lavoro di Carraro permette a Ponzano dopo 5 minuti esatti di trovare il primo canestro dal campo e tornare a -10. Toffoli per Popovic, ancora Penz, prova a sfruttare il blocco del suo centro, prova a partire Popovic, chiusa molto bene dalla difesa di Ponzano, prova la linea di fondo, ancora Madonna da 3 punti, importante per Sanga, il rimbalzo lungo preso da Carraro e altra occasione per Ponzano di ricucire lo strappo. Ancora il pallone di Giordano col consegnato di Gobbo, pallone per Van der Kale, c'è il fallo sulla ormai abituale strategia delle squadre avversarie di arrampicarsi su Richel Van der Kale. Questa volta arriva il sacrosanto fischio arbitrale che va a punire la difesa di Sanga, ma c'è anche il time out da parte di coach Pinotti che vuole un attimino parlare su con le sue giocatrici. E nonostante ci siano 10 punti di vantaggio, ma fin qui un quarto molto equilibrato da parte delle due squadre, esattamente 5-2 il punteggio, e si è segnato veramente poco. Poteva essere un'occasione d'oro per Ponzano per rimettersi in scia, ma tanti errori da una parte e dall'altra, tante palle perse soprattutto per Ponzano che dei numeri diciamo così e delle palle perse ne fa uno dei suoi talloni d'Achille. Dicevamo Ponzano che in fase di presentazione questa sera non può avere due giocatrici molto importanti. Da una parte Matilda Bianchi, che è la regista di riserva, ma ormai ha diciamo una spalla più che valida di Viviana Giordano, per lei infortunio alla caviglia nel corso del derby contro Treviso, e si parla di un'assenza dal parquet per lei di almeno 3 settimane. Speriamo che naturalmente possa essere ridotta nel miglior tempo possibile. Dall'altra parte, scusate, sempre c'è l'assenza prolungata di Greta Brunelli, che vedete in panchina, ma che non ha ancora smaltito i suoi problemi fisici. E ora zona intanto al rientro dal time out per quanto riguarda coach Pinotti, con la palla che gira molto bene, quel tiro da 2 punti di Carrer, il tap out di Gobbo e nuova occasione per Giordano da 3 punti, scheggia appena il ferro, palla che esce. Buona la prima doppia chance di circolazione palla, fuori intanto Popovic, rientra Novati. Per quanto riguarda Sanga è rientrata intanto Carrer, come vedete, a marcare Madonna. Si stanno alternando molto bene su di lei Rescifina e proprio la stessa Carrer. Intanto grande giocata sotto canestro, ci si butta a rimbalzo, alla fine palla recuperata dalla stessa Giordano. Dell'energia finora che sta facendo la differenza Carrer, vuole lavorare con Rescifina sotto per il pallone, Van der Kale, che spazio e trova anche un'importante azione potenziale da 3 punti. Ha avuto pazienza Ponzano nel cercare di trovare a liberare il suo centro olandese. Fuori Penz, rientra Beretta nelle file di Sanga, ed è il secondo fallo, crediamo, per Novati. Esatto, tiro libero aggiuntivo per Richel Van der Kale, che va a segno e trasforma quindi il gioco da 3 punti da -12 a -7. Ponzano si ritrova con questi 7 punticini che rappresentano di fatto il tesoretto che
Sanga si sta portando avanti dall'inizio della partita. Toffali, il pallone per il grande taglio backdoor di Madonna sulla linea di fondo. Grande azione delle due giocatrici principi di Sanga. E di nuovo più 9. Sanga che ritrova il fondo della retina, si rimette a uomo. La formazione milanese, gira palla ancora Ponzano per Carrer che alza un tiro difficilissimo, palla che non tocca niente e quindi c'è l'infrazione di 24. Chiedono il tocco del ferro dalla panchina di Ponzano. Mette tutti tranquilli il primo arbitro dicendo che non c'è stato nessun tocco e ci sentiamo di dare ragione alla coppia arbitrale. Quindi nuovo possesso per Ponzano con la penetrazione di Madonna, che può fare tutto facile a mettere con la mano sinistra il nuovo più 11 e ricacciare indietro con questo 4-0. La speranza di rimonta di Ponzano, che naturalmente sta facendo tanta fatica. C'è il fallo in attacco commesso da Anna Rescifina, blocco portato in maniera irregolare per l'arbitro e quindi palla persa da Ponzano. E sicuramente, dicevamo, l'energia fa la differenza in questa fase della partita. Toffali corre a 1000, libera Novati che va dentro con un cioccolatino per Beretta, è costretto a spendere il fallo la difesa di Ponzano e il fallo di Carrer che va a spendere il suo terzo fallo per mandare in lunetta la numero 5 di Ponzano, scusate, la numero 5 di Sanga, e quindi altro giro in lunetta per Sanga che si era vista ricucire allo strappo e adesso addirittura l'occasione per allungare e toccare il nuovo massimo vantaggio della sua partita. Non ci sarà perché sbaglia il primo tiro libero Guarneri, Guarneri. Secondo tentativo per il numero 5 di Sanga che questa volta non sbaglia e conferma i 12 punti di vantaggio a 2 minuti dalla fine del primo tempo. Van der Kale riceve alto, vedete come spesso la differenza di centimetri possa fare la differenza, come no. E ora arrivano, la battaglia sotto canestro alla fine premia Sanga che recupera l'ennesimo pallone della sua partita. Ancora Novati che va fino alla fine, stoppata di Van der Kale che sta facendo tanta fatica in questa partita. Trattamento particolare riservato per il centro olandese che ci sentiamo anche di dire sicuramente non è stato neanche troppo ben guardato dalla coppia arbitrale, che spesso, ma non solo in questa partita, ma diciamo spesso e volentieri Ponzano si vede la sua giocatrice martoriata. Tiro a 3 punti tanto di Madonna, rimbalzo di Gobbo con l'ultimo che tocca è Guarneri, anzi no, scusate, sì, è proprio Guarneri l'ultimo a toccare. E palla per Ponzano negli ultimi 85 secondi di questo primo tempo, che ha visto naturalmente Sanga molto bene con 22 punti segnati nel primo tempo, nel primo quarto, 10 nel secondo, ma sono mancati i punti offensivi proprio per Ponzano che ha segnato appena 5 punti questo quarto. Grande lavoro intanto qui di Rescifina che non è fortunata, prova a partire Giordano per Carrer, ancora per linee esterne, 8 secondi per il tiro di Ponzano, prova campo reale, una tripla da distanza siderale, una vera e propria boccata d'ossigeno. Nono punto per Chiara Camporeale che sicuramente fin qui in termini di punti segnati la migliore di Ponzano, che torna a -9. Parte Toffali contro Carrer che ha già 3 falli. Ancora Novati contro Rescifina, grande movimento, grande palla recuperata dalla difesa di Ponzano che fin qui può giocare quasi fino alla fine. C'è una discrepanza
di circa 2 secondi e mezzo tra il cronometro generale e il cronometro dei 24, quindi Ponzano perlomeno arriverà con solo 9 punti di distanza. Pallone per Camporeale, vediamo cosa intende fare Camporeale, tiro difficilissimo che scheggia il ferro, c'è un secondo per il tiro che non arriva da parte di Sanga. Finisce così il primo tempo, 32 Sanga, 23 Ponzano. Gara sicuramente non bellissima, ma che permette alla formazione bianco-verde di essere ancora in scia a quella lombarda. Noi ci sentiamo tra un quarto d'ora per raccontarvi il secondo tempo di questa sfida.
Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto di gioco qui alla Palaciconia di Ponzano, dove si sta giocando il recupero della 12ª giornata del girone d'andata del campionato di Serie A2 femminile tra il Ponte Casaдаste Sanga Milano e la Posaclima Ponzano Basket. State a suonare in sottofondo la sirena che conclude il periodo di riscaldamento. Si riparte dal +9 per Sanga, che ha sempre condotto la gara toccando anche il +12. Ponzano ha sempre dovuto rincorrere finora, a parte campo reale. Tanta fatica per la formazione bianco-verde, che sta cercando di trovare nuove soluzioni. Tentativo da 3 punti di Rescifina che non va a buon fine. Percentuali da 3 punti che chiaramente fin qui stanno facendo la differenza per Ponzano. Intanto grande palla recuperata da Rescifina, che prova a non perderla. Proteste della panchina di Ponzano per presunti contatti, ma chiaramente dicevamo anche nel corso del primo tempo l'energia che ci sta mettendo Sanga deve essere da stimolo per quanto riguarda Ponzano. Bomba dall'angolo per Sanga con il tiro che da parte di Beretta, che non trova il fondo del cesto, e Camporeale che può partire, si mette in proprio, va a sfidare la difesa di Sanga, si schianta sul primo ferro, ma la fiducia di Camporeale nel prendersi questo tiro poteva essere importante per tornare subito a -6. Invece Sanga graziata sul tiro della giocatrice del prodotto Reierino. Grande lavoro di Novati per Madonna, va ancora Novati a giocare l'1 contro 1, gran palla sotto per il taglio di Beretta, che mette i primi 2 punti della ripresa. E nuovo +11 per le ospiti con Rescifina. Per Gobbo sta giocando naturalmente con un quintettino. Grande stoppata intanto di Novati, che va a cancellare Gobbo. A proposito di intensità, Tofali con la mano sinistra, contropiede 2 passaggi, e Sanga sta mostrando tutta la propria forza, toccando in apertura di terzo quarto il massimo vantaggio della partita, +13 per le milanesi. Ancora Rescifina, prova a mettersi in proprio, la palla dentro per Gobbo, che si appoggia al vetro, e dopo 2 giri di valzer attorno al ferro il pallone finisce la propria corsa all'interno della retina. Primi punti per Claudia Gobbo. E allora altra palla rubata a Ponzano. C'è il fallo commesso da Giordano, che non è d'accordo con la chiamata arbitrale, diciamo alquanto dubbia, lasciamola così, che era più una palla persa da Sanga. Ora parte Madonna contro Rescifina, pallone in angolo per Tofali, grande difesa di Zecchin. Tofali cerca di chiedere lumi da Zecchin, che poi dice: io il mio lo dovevo fare. Dispiace per te. C'è il cambio, fuori Guarneri, rientra Pence nelle file di Sanga con Giordano che si incarica della battuta, e Rescifina a portare sulla palla, quindi una delle novità delle ultime gare, dovuta all'assenza anche di Bianchi. Tanto Madonna va vicino al grande intercetto, la palla viene recuperata da Madonna, ma soltanto in rimessa laterale. Si batte per Giordano per Gobbo, esce Zecchin dai blocchi, ancora Camporeale, prova a muovere il pallone, 5 tira deve inventarsi qualcosa Camporeale, anzi scadono i 24 secondi. Palla che di fatto si è mai mossa per quanto riguarda Ponzano, in grande difficoltà su questa azione. Parte Madonna, il pallone è scaricato dentro, grande palla recuperata questa volta la difesa di Ponzano, con un'altra palla buttata via in fase di transizione dalla formazione bianco-verde. Qui invece Pence va a fare una
diciamo così, un'ingenuità clamorosa, voleva incerta tra il passare e continuare a palleggiare, è andata a buttare via il pallone, l'arbitro ha fischiato un'infrazione dei passi che era un po' più un palleggio accompagnato, comunque si è fatto palla persa da parte di Sanga all'interno di una partita che finora abbiamo detto non è stata assolutamente bella, carica di errori da una parte e dall'altra e con pochissimo canestro segnato. Provano a muoversi le giocatrici di Ponzano che stanno cercando di ispirarsi. Zecchin si mette in proprio, va da Gobbo e altra infrazione di 24 secondi, altra palla persa da Ponzano che non riesce nemmeno ad arrivare a tirare. Problemi di comunicazione e di circolazione di palla per quanto riguarda la formazione biancoverde, che sta rinunciando di fatto a giocare con le sue lunghe e con queste palle perse deve fare di necessità di virtù anche a grande palla per Novati, gioco alto-basso, Toffali Novati e nuovo più 13 per Sanga che senza strafare, dicevamo, si sta portando a casa una vittoria fin qui facile. Zecchin da 3 punti, segno Giulia Zecchin in situazione di gioco rotto, una tripla importantissima per Ponzano che resta lì, vuole crederci la formazione allenata da coach Anna Zimmerle. Novati per Pence, ancora il pallone per Pence, esce Toffali su cui c'è Giordano, parte alla grande Toffali, arresto, tiro, secondo ferro, altro rimbalzo di Zecchin che con Camporeale si sta confermando tra le migliori del gruppo bianco-verde questa sera. Ancora pallone per Zecchin che vediamo se viene sfidata al tiro, va lei fino alla fine, si fa stoppare Giulia Zecchin questa volta ed è proprio nel gioco 1 contro 1 dentro l'area che Ponzano non riesce a trovare l'efficacia del proprio gioco. Ancora palla per linee esterne, buon intercetto da parte di Rescifina che però probabilmente è stato ritenuto falloso dalla coppia arbitrale. C'è il cambio, fuori Gobbo, entra Van der Kale, quindi Camporeale da 4, Van der Kale da 5, entra in questo momento fuori Beretta, fa il suo esordio nella partita Camilla Angelini, quindi vediamo quale sarà la chiave che anche coach Pinotti prova a portare al resto del tiro di Toffali che, ripetiamo, con le rettine del Palaciconia sembra avere un feeling particolare, anzi scusate, era Viviani che è andata a segno. Primi 2 punti per Viviani, resto tiro sbagliato da Rescifina e partita che adesso rischia di scappare dalle mani di Ponzano che deve provare a dare un segnale. Una buona palla recuperata ora da Giordano per Camporeale che è libera, sfidato a tirare. Camporeale da 3 punti, non va al rimbalzo, che non va, e ora sta per entrare la giovane Laura Orvieto che vedrete giocare con la maglia numero 5 che è di Matilde Bianchi. Ora pallone per Novati, tutta libera Viviani da 3 punti, errore, giocatrice che Anna Zimmer la conosce molto bene per averla avuta a Sarcedo, graziata Ponzano su questo tiro apertissimo. Ora naturalmente siamo dalle basse percentuali, vediamo se Ponzano riesce a giocare con il suo centro. Ancora Zecchin da 3 punti, a segno Giulia Zecchin, si sta caricando lei la squadra sulle spalle. 9 punto per lei, frutto di 3 punti e 9 lunghezze da recuperare per Ponzano. Ora Toffali riceve da Novati, parte Toffali, lo scarico per Viviani, libera da 3 punti, Pence a segno. La formazione milanese che va a punire puntualmente ogni tentativo di rientro da parte di Ponzano e questa bomba fa male al morale bianco-verde che era tornato sotto la doppia cifra di svantaggio. Ancora palla troppo ferma per il gioco di Ponzano, pallone tentato alto per Camporeale, troppo alto
scorre sopra le teste delle giocatrici biancoverdi e palla persa per Ponzano, fuori Giordano, quindi fa il suo esordio Laura Orvieto, quindi non fatevi ingannare dal nome sulla maglia, non è Matilde Bianchi, che salutiamo, che sta guardando sicuramente la partita da casa, ma è Laura Orvieto. Attenzione Novati, arresto, tiro che non va, il rimbalzo offensivo preso da Angelini con la palla che viene sporcata dalla difesa di Ponzano e Angelini riesce a portarsi a casa la rimessa dal fondo. Mancano 2 minuti e 36 secondi alla fine del terzo quarto, con la gara che chiaramente ampiamente e saldamente nelle mani di Milano, che fin qui si sta sicuramente gestendo. Novati da 3 punti, e se adesso Sanga inizia anche a segnare da 3 sono dolori forti per Ponzano, che affonda a -15. Dicevamo, era un po' la speranza non vedere un'altra batosta per la formazione biancoverde, che ha fin qui faticato e non poco in alcune partite. Ora frenare il pallone dentro, c'è il fallo sul tentativo di palla dentro su Richelle Van der Keel, c'è il fallo di Angelini. Se la ride uno dei 2 arbitri, che naturalmente probabilmente perché sono consapevoli che insomma il fallo è stato soltanto la fase finale della trattenuta proprio sulla giocatrice orlandese. Van der Keel riceve adesso il doppio di marcatura, qui proteste, c'era evidentemente un fallo qui. Naturalmente poi questi sono errori arbitrali gravi, perché sicuramente pesano sulla prestazione di Ponzano, che chi avrebbe potuto tirare 2 tiri liberi. Fin qui Ponzano di fatto dalla lunetta non c'è quasi mai andata. Gran rimbalzo conteso, è ora libera Pence di partire, parte fino alla fine, c'è l'azione da 3 punti per Pence e Sanga, che fa scorrere con 11 minuti di anticipo i titoli di coda sulla partita, più 17, e adesso sicuramente Ponzano sta facendo i conti con una costante difficoltà offensiva che chiaramente contro squadre, contro Sanga si sta facendo sentire, anche per merito della difesa molto energica di Sanga. Pallone per Van der Keel, vediamo se qui viene grande azione sotto per Van der Keel, che è stata addirittura triplicata, ma questa volta è riuscita a mettere la palla nella retina. Appena 7 punti per lei, dicevamo era la chiave della partita. Parte Viviani contro Orvieto, arresto, tiro solo retina, dolce come il miele il tiro di Silvia Viviani, più 17. Ancora Camporeale che prova a partire, fuori per Zecchin, pallone per Van der Keel contro Angelini, è costretto a scaricare fuori. Orvieto da 3 punti, a segno Laura Orvieto, ed è la bella risposta delle giovani di Ponzano, che si stanno chiaramente anche un po' mettendo in luce. Carrer su tutte in questo periodo, stanno sfruttando l'occasione di questa vetrina che è la Serie 2. Arresto e tiro per Pence, che questa volta sbaglia. Altro rimbalzo di Orvieto, ci prova a mettere energia, ci va a prendere un po' di energia, ma è l'ultimo tiro del quarto per Ponzano. 13 secondi per il tiro. Orvieto con la palla va da Camporeale, che tira da distanza siderale, va a sbucciare il ferro, lasciando l'ultimo tiro a Sanga, che per fortuna sbaglia, e finisce quindi con questo -14 il terzo quarto di gioco, con Ponzano che continua a fare fatica a fare canestro, e Sanga che invece con i canestri di Viviani e Pence sta mettendo il sigillo di garanzia su questi 2 punti. Ci fermiamo per l'ultima volta e poi vi raccontiamo gli ultimi 10 minuti di questa sfida.
Ultimi 10 minuti di gioco qui al Palaciconia di Ponzano, con Sanga ampiamente in vantaggio contro la formazione trevigiana, che sta subendo tantissimi, sta pagando tanti errori al tiro, ma soprattutto sta pagando percentuali al tiro troppo basse per stare in partita, assieme alle troppe palle perse. Richelle van der Kale riceve adesso, anche lei ha marcato visita oggi in questa partita, pallone sotto per lei, troppo brutto, troppo alto, non riesce a giocare e a dare palla alla sua lunga Ponzano. Sicuramente anche questa è una delle chiavi della partita. Poco è servita male Richelle van der Kale, che poi chiaramente anche alle poche volte che viene servita viene raddoppiata o triplicata dalla difesa di Sanga, che chiaramente senza una lunga così di altrettanti centimetri sta facendo un po' quello che ha voluto. Errore di Angelini sul tentativo di penetrazione. Orvieto per Camporeale, si va dentro, ora ancora arriva il fallo sulla difesa, sull'attacco di Richelle van der Kale. Adesso naturalmente più attacchi e più palle verranno date a van der Kale, più Ponzano riuscirà magari anche a conquistare qualche fallo e magari qualche gita in lunetta. Andando a memoria, non abbiamo ricordi di tiri liberi da parte di Ponzano. Questa è un po' l'immagine della partita. Errore di Orvieto su una bella circolazione di palla da parte di Ponzano, che ripetiamo sta pagando troppo gli errori al tiro. Toffali parte contro Carrarova fino alla fine. Che giocatrice Susanna Toffali, di nuovo più 16, giocatrice chiaramente di un talento incredibile, che non è riuscita però a confermarsi nella categoria superiore, tanto da voler tornare subito a Milano appena è stato possibile. Quindi sicuramente per Milano un innesto importante. Rescifina per la partenza per lei, passo incrociato molto bello, tiro sfortunato, rimbalzo di van der Kale, che con la mano sinistra deposita il suo nono punto e il punto numero 38 per Ponzano, che resta a meno 14. Importante adesso per Ponzano, come abbiamo detto, sarebbe cercare di non affondare come era successo con Brescia e Alpo. Pallone scaricato per ancora il tiro da 3 punti da parte di Beretta, che non va a segno, e quindi palla recuperata da Ponzano, che deve cercare di sfruttare magari con un quarto arrembante, limando un po' la grande palla di Carraro per il backdoor di Rescifina. Bella azione di Ponzano, che trova altri 2 punti per tornare a meno 12 e soprattutto provare a chiudere questa partita a testa alta. Ponzano che rispetto ad altre partite ha dimostrato, diciamo con le teste di serie del campionato, maggiore continuità di rendimento. Questa sera almeno ha lottato la squadra biancoverde, ci sta credendo, al cospetto chiaramente di una super squadra come Sanga, e naturalmente considerate 2 assenze pesanti come quella di Matilda Bianchi e di Greta Brunelli, che chiaramente tolgono punti, energia ed esperienza al roster di coach Anna Zimmerle, che chiaramente poi sta facendo gli straordinari con tante ragazze giovani che si stanno mettendo in luce e che in questo campionato stanno sfruttando al meglio questa occasione. 7 minuti e 33 alla fine della partita, con Sanga avanti di 12, un divario che non sembra particolarmente preoccupare il gruppo arancionero, ma che ha portato coach Pinotti su questo break di 4-0 a chiamare un time out per richiamare a sé le sue ragazze, spiegare 2 o 3 cose a livello di energia, magari per cercare di evitare che Ponzano possa affacciarsi sotto la doppia cifra di svantaggio, e per vivere un finale di partita tranquillo in una gara che fin qui naturalmente ha visto Sanga dominare
dalla palla 2 di fatto, e ora nuovamente zona per Ponzano con Madonna che va a dare la palla a Beretta, fuori è entrato intanto Popovic. Toffali, vediamo se ci penserà lei, quasi palla recuperata, pallone ancora fuori per la tripla che non tocca niente, e Ponzano che riesce, oltre a costringere un tiro affrettato Beretta, anche a riconquistare palla, e Ponzano che ha l'occasione per tornare anche, diciamo, già sotto la doppia cifra di svantaggio, o sotto a 10. Pallone per Carraro che va da Giordano, serie di blocchi per liberare Rescifina che deve provare a giocare 1 contro 1, grande movimento di Rescifina che però non riesce a concretizzare questi 2 punti con un tiro difficile. Ancora il pallone che gira la zona di Ponzano con Popovic che va a servire Beretta, cerca il taglio sotto. Buona questa circolazione di palla per Sanga, con la palla che viene recuperata da Ponzano, ma c'è stato il cambio di possesso e infatti i 2 arbitri vanno a parlare perché non ci sembra proprio evidente il cambio di possesso in questa azione, e quindi il cronometro non andava resettato ai 24 secondi, e invece gli arbitri vanno a spiegare che avendolo preso con 2 mani, hanno visto solo loro che l'hanno presa con 2 mani, visto che la palla è stata buttata via con una, ma comunque non importa. Il cronometro riciclato a 14 secondi. Serie ogni tanto strane di scelte. Parte Guarneri sulla linea di fondo, grande pallone per Beretta che questa volta trova 2 punti sulla sirena, e palla che proprio è arrivata nel momento migliore. C'è il fallo della difesa di Sanga contro Richel van der Kale, e appena il secondo fallo di squadra in 4 minuti di partita. Fuori Chiara Camporeale, dentro fuori Rescifina, dentro Gobbo, quindi alza il quintetto, alza il proprio quintetto Anna Zimmerle, toglie potenzialmente punti e pericolosità offensiva dall'arco la coach di Ponzano per dare maggiore possibilità. Intanto grande rimbalzo di Van der Kale che va a tirare, a sbagliare, a conquistare un altro rimbalzo, ottimo extra possesso conquistato da Ponzano con Van der Kale che adesso prova a sbloccarsi e trova altri 2 punti, meno 12, e ancora la carta della zona per Ponzano. Beretta, Madonna, circolazione di palla per Popovic, pallone sotto per Toffali che prova a uscire dal raddoppio di marcatura. Beretta libera per Popovic da 3 punti, a segno la tripla di Milica Popovic che va di fatto a ricacciare indietro Ponzano al meno 15, ed è sicuramente la tripla pesante. Camporeale prova a rispondere, a segno Chiara Camporeale, tripla che permette a Ponzano di starci in questa partita, di stare lì. Ancora la circolazione di palla, bomba per Madonna da 3 punti, palla che entra e esce, il rimbalzo offensivo da parte di Sanga. Altra rotazione, Toffali da 3 punti, questa volta il rimbalzo ancora di Guarneri che sta facendo veramente le pentole coperti. Beretta da 3 punti, terzo errore, questa volta Ponzano recupera il rimbalzo con Zecchin pronta a entrare. Giordano a impostare la nuova azione offensiva, vuole giocare con il suo centro Viviana Giordano che va dentro, brutta palla di Gobbo che rischia la palla persa, anzi arriva proprio la palla persa, e poi il fallo di Giordano che va a fermare la transizione di Madonna. Doppio cambio per Sanga, 1 per Ponzano, fuori Popovic e Beretta crediamo, dentro Penz e Novatti, fuori Carraro, dentro Zecchin per quanto riguarda la posa clima. Ultimi 4 minuti di gara che naturalmente serviranno solo a
fissare il risultato finale di una partita che Ponzano chiaramente ha giocato con i propri mezzi. Gran palla per Novati, manuale di come si attacca la zona per quanto riguarda Sanga, che torna più 14. Ottima circolazione di palla veloce, pallone facile in reverse per il proprio lungo. Altra palla che non riesce ad arrivare a Van der Keyl, che ora si gira, si va a prendere il fallo e l'azione da 3 punti. Canestro e fallo, naturalmente trattamento di favore per Richel Van der Keyl. Adesso arriva anche la stretta di mano con Guarneri, che naturalmente ci sta provando in tutti i modi a fermare il centro olandese con le buone e anche con le meno buone. E Van der Keyl che sicuramente dovrà fare tesoro di queste situazioni per intanto va a segno meno 11 per Ponzano, 3 minuti e 33 alla fine della partita, e diciamo Ponzano che deve anche provare a sfruttare il fatto di avere un solo fallo per mettere in difficoltà Sanga. Ancora il pallone per Toffali che prova ad attaccare la zona con Madonna da 3 punti, tabellata, rimbalzo di Gobbo, palla recuperata da Ponzano che può tornare sotto la doppia cifra di svantaggio, palla sporcata dalla difesa di Sanga e coach Pinotti vuole parlarci su, perché Ponzano è sempre lì sopra questa soglia dei 10 punti, che potrebbe evidentemente rimettere in partita le biancoverdi, che ora avranno una rimessa da fondo per tornare sotto la doppia cifra di svantaggio in una partita che chiaramente Ponzano ha provato a giocare pagando chiaramente due grandi pecche, le palle perse e le percentuali al tiro, che fino a qui sono state la spada di Damocle della prestazione biancoverde. Chiaramente dall'altra parte c'è una squadra che viaggia per lidi ben più importanti rispetto a quelli che, a cui mira Ponzano che chiaramente poi con questa partita conclude il suo girone d'andata e dovrà recuperare a questo punto solo la sfida con Brescia, che è stata rinviata per permettere la disputa la settimana scorsa del recupero della gara di campionato proprio di Brescia, per definire l'accoppiamento della Coppa Italia, e quindi chiaramente altra partita, diciamo, dall'aspetto proibitivo per Ponzano. È stata proibitiva qualche settimana fa qui al Palaciconia, figurarsi nell'affascinante contesto del Palla Leonesse. Tre minuti alla fine intanto di questa gara, con Sanga avanti 59-48 e Ponzano che avrà la rimessa da fondo per provarci a tornare a un solo possesso di distanza, però spreca con un'altra palla persa e Novati dall'altra parte completa l'ottimo uscito dal time out della formazione di coach Franz Pinotti, che mette quindi il sigillo di garanzia sulla vittoria dal Palaciconia. Zecchin, arresto, tiro, una mattonata di Zecchin, che forse tira il peggior tiro della sua partita. È stata importante la prestazione di Zecchin al tiro. Ancora la zona di Ponzano per stare attaccata, Madonna da 3 punti a segno, e adesso si allarga la forbice della partita. Ponzano ha avuto la palla per tornare a meno 9, è sprofondata nel giro di 2 azioni a meno 16, ma questa è la pallacanestro e questa è la differenza che c'è tra naturalmente le squadre in questo girone. Chiaramente ora c'è il fallo della difesa di Sanga, con coach Anna Zimmerle che guarda in cagnesco un po' la sua panchina, che aveva un po' protestato per questo fischio che non era arrivato. Altro errore di Van der Keyl, che non riesce
a trovare punti facili in questa serata. Ultimi 100 secondi di partita e quindi Sanga che espugna il Palaciconia e si riaffaccia. Penza intanto da 3 punti, bomba, dicevamo, peccato che adesso il risultato diventi così cattivo per Ponzano, che è stata quasi sempre comunque attaccata alle gambe di Sanga. Zecchini prova a partire, lei si mette in proprio, tiro difficilissimo, nessun contatto. E abbiamo visto anche una reprimenda di Zecchin all'arbitro, con altrettanta reprimenda dell'arbitro nei confronti di Zecchin, che voleva il fallo, ma naturalmente mai la partita è presto che è andata. Fallo intanto della difesa, fallo di Van der Kale, che è andata a bloccare in maniera irregolare la partenza di Novati. Ultimi 67 secondi di partita, con naturalmente Viviani che fa il suo ingresso al posto di Madonna. Partita già ampiamente finita dopo, diciamo, l'ultimo time out, brillantemente gestita da coach Pinotti. Novati, pallone sotto e canestro per Guarneri. Affonda Ponzano nel finale. È un po' questione anche un po' di testa che è andata a mancare adesso a Ponzano, che dal possibile meno 9 è andata a sprofondare adesso al meno 21. 53 secondi alla fine della partita. Zecchin che prova a partire da dentro la palla, Van der Kale che non riesce a tenerla, e palla intanto buttata via da Sanga, dove è entrata anche Greta Laube. 45 secondi, poi suonerà la sirena che decreterà la vittoria di Sanga. Anche qui altro contatto forte di Sanga, che riesce a recuperare l'ennesimo pallone. Guarneri si ferma dalla palla, Novati che prova a partire, si ferma, resta e tiro, solo retina per lei. E più 23, era forse quell'unica cosa da evitare, questo sprofondamento finale per Ponzano, che forse non meritava nemmeno questo divario, ma alla fine paga anche questo calo fisico e anche l'energia spesa nella gara di mercoledì, che sicuramente era quella da vincere per Ponzano, rispetto a questa che per la formazione bianco-verde non ha dato tanti riscontri, sono quello di alcuni segnali positivi. Vince Sanga, vittoria meritata e mai in discussione della formazione lombarda contro Ponzano, che è affondata nel finale dopo averci provato per tutta la partita. Si salutano coach Anna Zimmerle e Franz Pinotti, che adesso cercheremo di avere ai nostri microfoni per il commento del post partita, per commentare questa gara che naturalmente ha visto Sanga espugnare senza particolari difficoltà il campo di Ponzano, trascinata dalla coppia Toffali-Novati. 16 per una, 17 per l'altra, 4 in doppia cifra alla fine per Sanga, che porta a casa un risultato naturalmente importante per le ambizioni d'alta classifica della squadra arancio-nero. Adesso aspettiamo naturalmente di avere i due allenatori di avere i due allenatori ai nostri microfoni per un commento del post partita. Naturalmente classica e tradizionale foto di fine gara per la squadra vincente, e naturalmente un foto tradizionale per Sanga, che lo fa spesso e volentieri per sua fortuna la formazione allenata da coach Franz Pinotti. Adesso vediamo chi riusciamo ad avere per primo per commentare la nostra sfida del Palaciconia, che ha visto Ponzano
giocarsela alla pari per praticamente 3 quarti. Sì, stiamo aspettando coach Anna Zimmerle o coach Franz Pinotti, ma nessun problema. Coach, allora, diciamo, partiamo dalla fine. Peccato perché il risultato forse è un po' troppo bugiardo per questo divario, questi 23 punti. Ponzano è sempre stata lì a giocarsi sui 12, 9, 10. Diciamo che alla fine, gli ultimi 3 minuti, ha dato quella palla per tornare sotto la doppia cifra di svantaggio, invece poi è crollato un po' il castello. Sì, allora diciamo che sono d'accordo con te su alcune cose e per una volta su altre meno, nel senso che Milano sicuramente ha un buon potenziale, l'ha dimostrato stasera e probabilmente questo scarto ci sta. La cosa che non mi è piaciuta è che è vero che siamo state sempre lì, non troppo lontane da loro, però l'impressione che ho avuto è che non ci credessimo. Per una volta, credo forse la L'ho prima. detto anche in telecronaca, dai, dopo. La sensazione era proprio quella di sì, ok, però stiamo giocando con Milano, quindi probabilmente non ce la faremo mai. In realtà io credo che brave loro, ma che noi gli abbiamo permesso di giocare con serenità, no? Senza doversi preoccupare troppo della nostra presenza. Ecco, questo è un aspetto che non mi è piaciuto molto. È anche vero che, e l'ho detto più volte alle ragazze, gli ho riconosciuto che mercoledì abbiamo giocato un derby che energeticamente fa sempre spendere molto, però insomma avrei preferito, ecco, che stasera ci fosse un atteggiamento leggermente diverso. Buone indicazioni ti sono arrivate comunque dalle giovani, credo che una risposta importante è arrivata anche da Chiara Camporeale a livello, diciamo così, di atteggiamento, di voglia. Si riparte un po' da quello, nella speranza che un po' anche la fortuna vi aiuti ad avere un roster pressoché completo, perché credo che quest'anno quasi mai l'hai avuto tutte al completo. È vero, sì, è vero, buonissimi segnali dalle giovani, molto impegno, precisione nell'esecuzione delle cose, è qualcosa che accade, no? Quando si è giovani e si ha meno esperienza, si tende ad eseguire con più precisione, a inventare meno rispetto magari a una giocatrice senior esperta che si prende il lusso di uscire un po' dalle righe, no? Per fare delle letture. E su campo reale sì, sono molto contenta del momento che sta vivendo Camporeale, è molto presente e sta cercando di apportare alla squadra, ma anche le altre giovani, devo dire persino Laura, no? Che era la prima volta che era convocata, è entrata in campo e ha fatto le sue cose con personalità. Questo significa che qualcosa stiamo trasmettendo e che stanno crescendo. Guardando al futuro, adesso sicuramente si entra nella parte dove, diciamo, quella più interessante della stagione, dove chiaramente si va vicino ai bilanci e naturalmente dove si arriva a vedere che cosa si è fatto, no? Quindi arrivano le partite in cui i 2 punti forse valgono 4. Sì, per questo stasera avrei preferito un atteggiamento diverso, avrei preferito un atteggiamento come quello di mercoledì. Dal mio punto di vista le partite non vanno mai battezzate, purtroppo io credo che oggi sia successo questo. In realtà oggi avevamo una bellissima occasione per poter fare un passettino in avanti nella classifica, anche visto il risultato ieri di Carugate Bolzano. Così non è avvenuto, affronteremo dalla prossima, quella di sabato prossimo, andiamo avanti, però sì, è vero che adesso potrebbero pesare un po' di più. In realtà la mia esperienza mi fa dire che tanto sarà importante quella di sabato come la prima che abbiamo giocato a ottobre, no? Quindi hanno tutte quante lo stesso peso, però queste si percepiscono diversamente perché ci stiamo avvicinando un po' ai conti finali. Grazie coach Anna Zimmerle per l'analisi della partita. Vediamo se riusciamo a recuperare coach Franz Pinotti per il commento del post partita. Sta guardando chiaramente un po' di statistiche della prestazione delle sue ragazze, che ricordiamo hanno espugnato 71-71 a 48 il campo del Palaciconia, con una prestazione che, come diceva coach Anna Zimmerle, è stata pressoché perfetta, anche facilitata dalla diciamo così, da un po' da questo clima abbastanza
rassegnato di Ponzano. Eccoci, intanto congratulazioni per la vittoria, una Grazie. bella vittoria da parte di Milano che si conferma insomma squadra compatta, coesa, con voglia di alta classifica. Diciamo che questa sera avete dominato la partita fin dall'inizio, volevate i 2 punti e l'avete portati a casa anche con una buona prestazione. Sì, intanto abbiamo finito il girone d'andata finalmente, scherzo. Comunque sì, volevamo questi 2 punti, è vero che le altre sono ferme, fatto sta che se io leggo la classifica siamo a pari di Udine al secondo posto, verissimo, loro devono giocare 2 partite in più, non c'è problema, però intanto bisogna mettere fieno in cascina, noi stiamo mettendo fieno in cascina. Credo che sia la 7ª consecutiva che vinciamo, tra l'altro avevamo perso con Crema all'ultima sconfitta dopo un supplementare di 4 e prima avevamo battuto Brescia, quindi 8-9. Molto bene il gruppo squadra, io lavoro tanto sul gruppo soprattutto, al di là che ci sono tante stelle e stelline, però veramente il gruppo ha lavorato e mi piace dire che abbiamo tenuto le nostre avversarie ancora intorno sotto i 50 punti per una serie di partite che stiamo giocando, una difesa soprattutto da quest'anno solare, intendo da gennaio, veramente stratosferica, è la difesa che ci fa poi mettere in ritmo in attacco. Abbiamo visto un suo time out a 3 minuti alla fine con Ponzano che aveva una potenziale palla per tornare sotto la doppia cifra di svantaggio, che poi vi ha dato là per prendere addirittura 23 punti di vantaggio. Sì, questo che a me piace è che non abbassare mai l'intensità, perché poi ci sono partite, ci sono squadre che prendono all'abbrivio, anche basta andare magari a 9 punti, no? E diventa più difficile, quindi bisogna fermare l'entusiasmo degli avversari e magari dare 2 o 3 regole soprattutto offensive o di gestione della palla, soprattutto negli spazi, per aprire dei contropiedi. Così è stato, sono state brave le ragazze. Complimenti a Sanga e buon lavoro a coach Franz Pinotti e in bocca al lupo per il vostro cammino in questa stagione. Grazie, buona pallacanestro anche a tutti voi, grazie. Grazie mille a coach Pinotti, naturalmente grazie a voi che siete stati in nostro ascolto in questa sera. Vi ricordiamo il risultato finale: vince Sanga 71-48 sul campo di Ponzano. Prossimo appuntamento fra 15 giorni per la formazione in casa, naturalmente per la formazione bianco-verde. Cordiale buonasera e grazie naturalmente a Streaming Sport che ha permesso la diretta di questa gara.